Ben ritrovati dalla redazione. La sinergia tra Procura della Repubblica di Udine, Comando Provinciale della Guardia di Finanza e Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha reso possibile il versamento nelle casse dell'erario di circa 5 milioni di euro da parte di una società friulana controllata da una multinazionale europea che ha accettato gli esiti del contenzioso tributario. Il risultato è stato possibile grazie a una verifica fiscale conclusa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nei confronti di una ditta di trasporti internazionali su strada. Al termine dell'accertamento è stata constatata l'evasione dell'IVA per 4,3 milioni di euro, nonché costi indebitamente dedotti per 2 milioni di euro e ricavi non dichiarati per 1 milione. Cambiamo argomento, cronaca incidente ieri poco prima delle 16 sotto il viadotto Ragazzi del 99 alle Porte di Gorizia. Per cause in corso di approfondimento da parte della polizia locale, un camion della Friulana Bitumi è entrato in collisione con un SUV, una Dacia Duster. Pare che il mezzo pesante provenisse dallo stradone della Mainizza in direzione Piedimonte. La peggio l'ha avuta l'automobilista, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di via Paolo Diacono che hanno aiutato i sanitari inviati dalla Sores a liberare chi era al volante, una donna che ha rimediato diverse ferite ed è stato necessario il suo ricovero in ospedale a San Giovanni di Dio. Cantiere sotto sequestro probatorio, non si lavora più e chissà per quanto tempo. Siamo in via Fate Bene Fratelli a Gorizia, accanto all'accesso del pronto soccorso nel complesso ospedaliero del San Giovanni di Dio e praticamente di fronte a un'agenzia di onoranze funebri. Da qualche tempo si stanno svolgendo sulla pubblica via, per conto di Acegas APS AMG, i lavori di sostituzione delle condutture del gas in cemento amianto. In seguito a delle indagini portate avanti dai carabinieri del NOE si è scoperto che le condotte in cemento amianto non venivano rimosse e smaltite come prevedeva la normativa sulla gestione dei rifiuti, bensì il pezzo di conduttura veniva lasciato sul posto anche se non più utilizzato e sarebbe rimasto sottoterra. In pratica, utilizzando un termine tecnico, le tubature subirebbero, si legge in una nota del NOE, un'opera di decommissioning senza rilievo, letteralmente dismissione senza distacco. Lunedì 25 novembre, a partire dalle ore 8 del mattino, sarà operativo il nuovo parcheggio edificato sulle ceneri dell'ex caserma della Polizia Stradale di Roiano a Trieste. Il parco offrirà 99 posteggi al coperto, di cui 2 riservati a persone con disabilità, e saranno tutti a rotazione con tariffe popolari, 50 centesimi all'ora nelle ore diurne e 25 l'ora durante la notte. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo da variabile a nuvoloso, poi cielo in genere poco nuvoloso, possibile qualche debole nevicata sulle Alpi sopra i 600 metri circa, sulla costa e sulle zone orientali buona moderata fredda, anche forte a Trieste, temperature minime in pianura fra 2 e 5 gradi, sulla costa fra 5 e 8, le massime fra 9 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG. Meteo, ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.